Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata di Cirque Vostre in anteprima al Festival Castel dei Monti di Andria. Direzione artistica Riccardo Carbutti. Un Mikado ciclopico, 368 pali di bambù legati fra loro da 2000 nodi e sviluppati in 600 metri quadri di superficie. Cirque Vostre fa sognare gli spettatori attraverso il teatro magico. Ascoltiamo l'intervista con Tiziana Prota. Dietro le quinte con Tiziana Prota. Cirque Vostre è una vera acrobazia in area di danzatori-attori. Di che si tratta? Si tratta di circo contemporaneo, cioè circo senza animali innanzitutto, in cui nello spettacolo non c'è un presentatore che presenta un numero dopo un numero, però è uno spettacolo più, diciamo, dura un'ora e c'è comunque un filone, un filo conduttore, ecco, una storia raccontata attraverso però il movimento, quindi il movimento acrobatico, danzato e in questo caso anche la musica. Parliamo di questo spettacolo, parla un po' dell'esistenza contemporanea, del dramma contemporaneo, quindi che è sempre in bilico. Quanto tempo ci è voluto per realizzarlo, per prepararlo? Allora, questo spettacolo ci sono voluti 2 anni e mezzo per crearlo, perché ovviamente anche, insomma, non è un piccolo spettacolo, diciamo che la taglia è abbastanza importante e c'è stato un lavoro proprio di ingegneria quasi con i bambù. Per poter costruire una struttura che permettesse appunto di fare le acrobazie. Esattamente quanti bambù? Questa è una scenografia dove gli acrobati utilizzano questi bambù. Quanti bambù contiene? Sono 375. 375 che loro hanno montato in 5 giorni. In 5 giorni, sì. 1200 nodi fatti a mano. Cirque Vostre Combo costruisce una struttura aerea monumentale capace di ridisegnare lo spazio e moltiplicare i punti di vista. E i 12 acrobati della compagnia francese sembrano librare nell'aria a suon di musica. Per la prima volta in Italia con quest'ultimo allestimento di circo contemporaneo che attraverso il racconto reinventa le regole del circo. Il pensiero della città è il tema del Festival Castel dei Monti di quest'anno legato all'utilizzo degli spazi urbani. Protagonista diventa la città con una serie di palcoscenici naturali dal centro storico alle periferie. La compagnia è tutto fare? Sì, sì, sì. In quel senso rimane lo spirito del circo come è nel circo tradizionale, ma si ritrova anche nel circo contemporaneo. Bisogna saper fare di tutto e adattarsi, ecco, adattarsi. Tu sei un'italiana che ha fatto questa scelta in Francia con questa compagnia. Come cambia lo spettacolo dall'Italia all'estero? Ma diciamo, trovo che a livello di creatività non vedo tanta differenza, anzi tra Spagna, Italia e Francia ci sono molte similitudini, però cambia la considerazione di questo tipo di spettacolo, perché in Francia esiste da più anni ed è riconosciuto come un'arte alla stregua della danza, del teatro. Ecco, il circo contemporaneo, quando ne parli alle persone, diciamo, sanno di che cosa si tratta, mentre in Italia magari ti chiedono ma ci sono gli elefanti o le tigri, invece no, è un po' diverso.
Cirque Vost ed è subito spettacolo attraverso il racconto. Le storie prima di tutto, e Riccardo Carbutti, il direttore artistico, sottolinea: nostro intento è sollecitare nel pubblico l'incantamento per le grandi storie, di cui è intessuta non solo la letteratura ma anche la nostra vita di tutti i giorni. E il tema di quest'anno, il pensiero della città, lo rappresenta appieno. E nascono teatri naturali nei meravigliosi spazi urbani permeati di storia, dal Palazzo Ducale a Castel del Monte, da Piazza Catuma all'Officina di San Domenico, dal centro storico alle periferie, allargando gli orizzonti fino a Montegrosso, Trani, Ruvo e Matera. Per chi invece vuole intraprendere questa professione, che deve fare un giovane? Avere passione, quella è la prima cosa. Raccontaci la tua storia, la tua esperienza. Beh, io ho cominciato con una scuola a Bologna, una scuola di teatro in cui c'era un corso di un nuovo circo, poi sono passata dalla danza contemporanea, però ecco, sono tornata al circo, era quello che mi appassionava, e quindi ho fatto una scuola a Torino che si chiama Scuola di Circo Vertigo, e poi sono andata a Stoccolma e sono rimasta 3 anni lì a studiare in una università di circo. Bo è uno spettacolo aereo. La struttura maestosa è stata costruita e assemblata dagli stessi acrobati in loco. Con 368 pali di bambù, l'effetto finale è quello di un gigantesco Mikado dove i trapezzisti e i musicisti raccontano con le loro evoluzioni un mondo poetico e suggestivo che abbandona i codici tradizionali dello spettacolo circense per lasciare spazio alle emozioni più ancestrali. Per la prima volta in Italia Cirque Vost con il loro ultimo spettacolo Bo, una vecchia foto di famiglia, ed è subito teatro grazie al gioco di trapezzisti e musicisti, attraversando generazioni e sentimenti per avvolgere gli spettatori nella magia di un racconto che travalica i codici tradizionali del circo. La caratteristica del regista invece che deve fare questi spettacoli? Beh, diciamo che già noi abbiamo un regista, però è una creazione che rimane collettiva, cioè noi siamo in questo spettacolo, siamo in 12 e tutti partecipiamo alla creazione dello spettacolo, quindi le idee vengono ecco, da tutti, anche dai tecnici, dal musicista, il regista fa più un lavoro di selezione. Diciamo, lui mette insieme tutte le nostre idee e dà un ritmo allo spettacolo, anche perché a volte non siamo d'accordo, non siamo sempre d'accordo sulle idee, quindi è bene che ci sia qualcuno che prende le decisioni anche finali. Grazie per essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Beh, grazie a tutti e un saluto da Cirque Vost e da Tiziana. E adesso weekend al cinema. Mi annoio senza di lei. Ho un lavoretto per te. Un profilo per due, film arguto e divertente che fa riflettere sul presente attraverso un Cyrano de Bergerac ottantenne alle prese con internet e i siti di incontri online. Ti intossicherai un giorno. Almeno se crepo ti liberi di me. Papà! La puntualità è un segno di rispetto.
L'80enne Pierre vive solo da quando è mancata la moglie. Sua figlia decide di regalargli un computer nella speranza di stimolare la sua curiosità. Niente, ancora non funziona. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.